La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono da Roncaglia di Ponte San Nicolò. La partita è Union Volta Roncaglia, Due Monti Abano. Gara valida per il campionato di seconda categoria, girone H. Cielo sereno, temperatura intorno ai 12 gradi, campo in buone condizioni. Direzione di gara affidate al signor Sprezzola della sezione AIA di Mestre. Le formazioni: Volta Roncaglia in completo nero, Callegaro Luise Schiavolin, Forzan Prandin Squaiella, Brugnolo Stecca Mazzoleni Schiavon Nardo. A disposizione del mister Giorgio Rinuncini, Castoldi Varotto Buso, Rossetto Schiavon Andrea, Cameran Bedin. Due Monti Abano in completo bianco, Munari Friso Barison, Prevato Ariadeno Boaretto, Tolon Cresci Bevilacqua, Malì Dalla Libera. A disposizione del mister Andrea Pressato, Rosso Franceschini Gomiero, Pittarello Testolin, Zanardi Silvestrin. Occasione d'oro dopo 2 minuti per Mazzoleni, solo davanti a Munari, non riesce a concretizzare. Sguscia bene ancora il centravanti di casa, Mazzoleni, palla buona per Nardo ma il suo sinistro al volo è fuori. 18esimo, azione insistente del Volta Roncaglia, Schiavon prima e Nardo poi non trovano il pertugio giusto, merito anche di Prevato che salva in extremis. Cross dalla destra, Bevilacqua colpisce ma la sfera finisce a lato. Dalla Libera mette paura a Callegaro, controllo e destro dal limite, leggera deviazione e palla che si infrange sulla base del palo. Ribaltamento di fronte, dalla destra la palla arriva a Filippo Schiavon che avanza e con la punta di destro infila Munari nell'angolino. Volta Roncaglia meritatamente in vantaggio. Calcio di punizione dal limite. Ottimo il destro a girare di Bevilacqua che sfiora il 7. Finisce il primo tempo con il vantaggio dell'Union Volta Roncaglia. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Palla d'oro per Cresci in avvio di ripresa. Controllo e sinistro da dimenticare. Azione personale di Malì, ci mette una pezza alla difesa e salva in angolo. 16esimo. Salva il risultato Callegaro sul forte destro di Dalla Libera, ci mette il piede l'estremo difensore. Tolon su punizione, ottima la risposta di Callegaro sotto l'asta. Mancano 2 minuti al 90esimo, quando il Due Monti usufruisce di un calcio di punizione dei 22 metri. È Dalla Libera che pareggia i conti così. (45esimo) affondo di Gomiero sulla fascia sinistra, sulla palla indirizzata a Bevilacqua è Squaiella che sigla una clamorosa autorete. Ospiti in vantaggio. Ma non è finita. Al 93esimo la difesa locale ricorre al fallo in area per fermare Gomiero. È il rigore che Dalla Libera trasforma spiazzando Callegaro. Si chiude così il sipario sulla partita. Union Volta Roncaglia 1, Due Monti Abano 3. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Daniel Dalla Libera
capocannoniere del Due Monti, ai nostri microfoni. Oggi 2 gol, raccontaci il primo e anche il secondo. Beh, il primo diciamo che è stata una punizione dal limite, ho provato il tiro di potenza e è andata bene, diciamo, dai. Il secondo ho provato a fare saltare l'uomo in area e diciamo che mi ha fatto fallo, quindi è un rigore netto e per fortuna è andata bene anche sul rigore, dai. Allora, è il 20° e il 21°? 22esimo. Ah, 22esimo. 22esimo gol. Lo dedichiamo a qualcuno in particolare? Ma la squadra, poi la mia ragazza, i miei genitori, soprattutto la squadra però perché sono 3 punti fondamentali per la salvezza e adesso proviamo anche a provare a andare su con i playoff, vediamo, ci proviamo, speriamo vada bene, dai. Comunque siamo là, lottiamo fino alla fine. Presidente del Due Monti, signor Emanuele, allora non commentiamo la partita, lo faremo col mister e con parliamo del Due Monti, Monteortone più Monterosso. Quindi 2 anni di fusione e buoni risultati, siamo contenti siamo una delle poche società che ha fatto fusioni nel territorio, per cui ci rendevamo conto che mettere insieme le forze è utile e quindi abbiamo fatto questo sforzo 2 anni fa e adesso i risultati stanno venendo, anche in termini di risultati abbiamo tutte dai primi calci fino alla seconda categoria, quindi una buona soddisfazione essere presidente di questa società. Allora, Emanuele Babbolin, presidente, ma ha un direttivo che ti aiuta, che collabora? Sì, ma il direttivo del Due Monti il presidente vale un voto, per cui da noi sono 11 del direttivo, per cui è una società atipica da questo punto di vista, perché non è basata su una persona ma su 11 persone. Al di là del risultato di oggi, voi nei vostri obiettivi societari avete anche un progetto particolare di solidarietà? Ah, sì. Noi nelle maglie tra l'altro delle squadre abbiamo 2 progetti, uno è la Due Monti Abano per l'Africa che si propone quest'anno abbiamo finanziato un orfanotrofio in Etiopia, quindi noi lavoriamo in Etiopia con un progetto benefico e appoggiamo Operation Smile attraverso il CSI, quindi diamo una mano per le operazioni al labbro leporino nei paesi del terzo mondo. Andrea Pressato, mister del Due Monti, una partita strana. Sì, molto strana. Obiettivamente il primo tempo strameritavano gli avversari, sicuramente l'espulsione ci ha favorito, anche se nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, con più voglia di vincere, sempre sottolineando che loro il primo tempo hanno fatto una gran partita e l'espulsione ci ha aiutato. Ecco, guardate più alla parte bassa della classifica o date un'occhiata anche alla parte alta? Beh, con il risultato di oggi penso che possiamo dire che siamo salvi sicuramente e questo è già un problema elevato. Adesso possiamo guardare di toglierci qualche soddisfazione guardando in alto. Se c'è, anche avendo la possibilità delle prossime partite che sono tutti sconti diretti, se c'è la possibilità di divertirci ancora di più. Giorgio Rinuncini, allenatore dell'Union Volta Roncaglia. Fino all'87esimo credevate nel risultato? Certo, anche se eravamo in 10 ci credevo perché la squadra funzionava bene. Poi si è visto che un po' di sfortuna, inesperienza e il calcio è questo, purtroppo bisogna accettarlo, è ovvio insomma. Allora, diciamo che l'espulsione è stata forse determinante alla fine. Per la nostra squadra sì, perché è una squadra fatta diciamo sul telaio, non sui singoli. E poi anche perché quel giocatore là ci dava veramente la potenza centrale che ci serviva per attaccare, insomma. Questa è, secondo la mia opinione. Per una stupidaggine, dette un momento un po' così, dopo aver preso un calcio, dice una bestemmia, insomma. È la prima volta che mi succede a me di vedere un'espulsione per bestemmia nella mia carriera di allenatore. Ecco, adesso avete ancora 36 punti, quanti ve ne servono per essere salvi? Ma penso anche 5-6, che è fattibilissimo con questa squadra qua, basta solo non fare queste partite da stupidini, cosiddetto, insomma, da inesperti, dai ragazzi che ho io, insomma, ecco, questa è la mia opinione, che come oggi si poteva portare a casa tranquillamente i 3 punti, poi il calcio è fatto in questa maniera e accettiamo anche le conseguenze. E il risultato del campo? E il risultato del campo,
Dopo posso dire una cosa soltanto, insomma, a livello di arbitraggio, ma è un ragazzo che secondo me guarda le piccolezze e magari le cose importanti, non qualche volta, insomma, non le ha viste, però posso dire che come punteggio può avere benissimo un bel 7, tranne, diciamo, quell'inesperienza che si vede in campo anche da parte dell'arbitro, pur essendo un bravo ragazzo. Ai nostri microfoni Nicolò Brugnolo, tornante dell'Union Volta Roncaglia. Vuoi commentare questa partita un po' strana? Sì, c'è rammarico da parte di tutta la squadra perché purtroppo la vittoria è sfumata all'85esimo, vincevamo quasi in panchina, si diceva di giocare un jolly, evitare di giocare gli ultimi 10 minuti, abbiamo subito tanto. Purtroppo delle azioni rocambolesche, un rigore un po' dubbio, un'autorete ci hanno condannato. Tenevamo molto a questi 3 punti per cercare di portare a casa appunto una salvezza ormai matematica, invece dovremmo andare nel campo di Sant'Agostino per cercare di farli là, recuperare lì i 3 punti persi oggi. All'andata fu 2-2 e con un pareggio arrivato anche lì in zona Cesarini. Sì, tra l'altro diciamo che la partita fu rinviata diverse volte per il maltempo. Giocammo praticamente in acquitrinio con molte difficoltà anche per il gioco, diciamo una partita pessima in mezzo alla nebbia, e sfumata anche lì la vittoria al 90esimo. Evidentemente quest'anno proprio la fortuna non ci assiste con questa squadra. Domenica incontrate un'altra squadra che ha bisogno di punti salvezza. Sì, è appena arrivata la notizia della sconfitta del Sant'Agostino col Valsugana per 2-1, quindi avranno il coltello tra i denti anche loro. In casa loro sappiamo che è una squadra molto temibile, quindi ci sarà da lottare. Avremo anche, sembra uno squalificato 2, comunque la panchina è sempre pronta e tutti sono al meglio preparati per giocare. Grazie. Prego, grazie a voi. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia, supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.